Il teatro è naturalmente libertà e il rapporto con la letteratura permette una libertà assoluta, ma non è sempre stato così, almeno per quanto mi riguarda relativamente ai tuoi racconti. Ad esempio, nel Casellante. Il Casellante, e ti chiederei come dire, di conversare 2 minuti su questo. Il Casellante, per quanto riguarda me, il regista, e nel lavoro che abbiamo fatto sul testo, è rimasto integro, ha una solidità narrativa che è stata, come dire, di peso calata e funziona benissimo nella solidità drammaturgica, cosa che poi non è avvenuto probabilmente per il birraio, per la concessione, dove ci siamo concessi almeno delle libertà rispetto a te autore. Questo è forse perché il Casellante di per sé, anche rispetto agli altri romanzi, ha la forza di un racconto mitologico, cioè il mito è più forte rispetto... Il Casellante fa parte di una trilogia che io l'ho chiamata trilogia delle metamorfosi, no? Sì, Perché c'è nel primo la sirena, no? Che diventa donna, esatto, eccetera. Nel secondo c'è la donna, metamorfosi dell'albero, no? E nella terza c'è il la capra. trasferimento della capra in un essere umano. Sono tre racconti, diciamo, di tipo mitologico, eccetera. Nel tentativo così di raccontare delle metamorfosi, dico in una nota che una volta le metamorfosi riuscivano meglio e le sapevano raccontare meglio di me. Ma comunque ognuno nel suo piccolo. Qui c'era un'altra cosa, che mi sono abbandonato ad una sorta di, come posso dire, tentativo di poesia in prosa. Anche la scrittura è un po' diversa rispetto, pur mantenendo il suo rigoroso vigatese, ma la scrittura è più fantasiosa, è più libera, è più aperta, più ariosa, proprio tira più alla fabula. Ecco, allora, se tu avessi ipotizzato una scenografia chiusa, se tu avessi usato lo spazio scenico come spazio chiuso, avresti commesso un errore. Tu hai usato il palcoscenico come spazio aperto. Quindi lo spazio aperto, lo spazio della fantasia assoluta, dove il racconto trova la sua sede naturale. Mi è stato detto, perché io non vedo più, che avete usato solo pochissimi mezzi scenici e tutto il resto era affidato al canto, alla parola. Esatto. Ebbene, esattamente voi avete fatto quello che a me narrativamente tendevo, cioè a dire a una sorta di melopea lirica, una sorta di canto, Esatto, di una sorta di punto, che è quello che avete fatto. esatto. Infatti E l'ho quindi pensata così. avete praticamente centrato lo spirito motore col quale io ho scritto questo lavoro. E questo, Credo che questo sia stato ricevuto dal sì, pubblico. proprio questo, il pubblico di Spoleto ha, ed era una prova, veramente una prova al buio, non sapevamo come avrebbe, come dire, recepito proprio questa trasposizione Sì, in melopea, in canto, sì. e soprattutto come avrebbe recepito una drammaturgia che non si faceva se non in alcune scene quotidiane della storia possibili, ma ad esempio nella scena della violenza, Sì, che non si può, ecco,
ritorna il discorso del realismo. Sì, certo che non puoi fare. Non la puoi fare. Non la puoi E fare. allora io ho usato esattamente le tue parole per raccontarla in modo che la gente immaginasse l'orrore di quella violenza, non la verità. Cioè, hai fatto il lavoro che facevano i grandi tragediografi greci. Lo raccontavano, lo facevano vedere l'azione, lo raccontavano. È affidata alla parola, se chi pronuncia la parola è bravo, arriva peggio, cioè nel senso che arriva talmente bene da far rabbrividire assai più della visione realistica di un omicidio orrendo. E infatti, occultando in qualche modo la Occultato, verità. sì, Ed il finale, in questa trasformazione dell'albero, perché Minica si trasforma davvero, come dire, nella sua mente o nella nostra fantasia, si trasforma in albero, però salvo poi il fatto che arriva questo meraviglioso accadimento della vita attraverso il bimbo certo. che ti richiama alla realtà. Ecco, questo è potuto accadere con il Casellante. Nel birraio, che aveva momenti poetici eh, altrettanto forti, ti ricordi Sì, Concetta Riguccio e Agatina Riguccio nel rapporto, diciamo così, con Gaspano sì, e sì, soprattutto in quel meraviglioso passaggio che tu scrivi quando lui gli aveva consegnato un modo di parlare sì, marinaresco che diventava un modo anche, come dire, tra virgolette, di lessico sessuale. E questo teatralmente funzionava. Allora lo interpretò Mariella, la nostra amica compianta sì, Mariella. Funzionava in una maniera meravigliosa, sì. funzionava teatralmente, però anche lì avevamo bisogno di manipolare. Come manipolazione, ti voglio ricordare una manipolazione che tu, come dire, mi hai consentito e hai consentito anche agli attori, la manipolazione di Tuccio e Pippo sulla lettera di quella scena che durava in una Oh, maniera devo impressionante. dire, e quello devo dire una cosa, vedi, eh, io amo e detesto gli attori, capisci? Allora, quando tu trovi di fronte due strepitosi attori, i quali si permettono una variazione sul tema, sopravviene il mio amore per il jazz, cioè a dire, e mi raccontarono i due attori che questa scena, che consisteva in 3 battute e Sì, che quando la vidi io all'Eliseo durava 6 minuti, poteva durare anche 12, anche 20. ma che tu li avevi minacciati di morte se Esatto, l'avessero fatto. esatto. Benissimo. Allora io dissi, io torno giovedì, me la fate intera? Tornai e me la fecero intera. Devo dire che raramente mi sono divertito così tanto. Vedi, ci sono degli autori che, gli autori soprattutto italiani, io ne ho fatti tanti alla Mm. radio, in teatro, no? Che ti guardavano col muso storto e ti dicevi, ma perché? Dove che ho fatto? E non hai fatto sentire la virgola. Mm. Ecco, per me, quando c'è una trasposizione in teatro, in televisione, in cinema di un'opera che nasce come scrittura, come romanzo, Dio santo, ma gli autori si rendono conto che il trasporto totale in un altro mondo, cioè a dire che si ragiona per immagini, che si ragiona attraverso esseri viventi e non più percepiti attraverso la scrittura, e che quindi un essere vivente reagisce in un certo modo in una certa situazione, e quindi se non si va fuori tema, fin quando si rimane dentro il tema, va benissimo.
Va benissimo la libertà che viene concessa all'attore. perché è una libertà creativa, è una libertà che È aggiunge. una libertà, certo, sta a te regista controllare il dosaggio, controllare fino a che punto c'entra, fino a quando non dirazzano, fin quando non va. No, fin quanto stanno dentro. Va benissimo, è un arricchimento. Non è che questo lo fanno in un momento tragico, lo fanno in un momento che è francamente divertente. E E porta allora? gioia, e E porta gioia, allora? E esatto. allora? Un altro che la pensava così come te, e ne sarai felice, perché ne sono stato testimone, come dire, oculare, era Edoardo Sanguinetti. Certo, Edoardo Sanguinetti, quando venne a vedere non il saggio, il mio Fausto, un travestimento, quando venne a vedere proprio lo spettacolo che feci con Giulio Broggi, sì, e mi disse le stesse cose. Dice, io ero preoccupato perché avendogli in qualche modo stravolto non il testo in quanto tale, nella messa in scena l'idea probabilmente di quello che poteva essere, perché a un certo punto nella notte di Valpurga c'erano, come dire, delle cose, delle ballerine che entravano sì, con delle oscenità non viste sì, ma suggerite, sì, che pensavo di cui lui potesse in qualche modo potesse anche disturbare, disturbare, e avevo immaginato Mefistofele come un ragazzo di colore, sì, e a questo ero preoccupato, sì. preoccupato che a lui non piacesse questa cosa. Mi disse esattamente le stesse cose. Mi disse la libertà, l'autore finisce, dopo ci siete voi. E se questa libertà è una libertà che restituisce, non posso dire niente da autore. Sì, io mi trovai a fare protocolli proprio di Esatto. Sanguinetti e Sanguinetti mi lasciò assolutamente libero di lavorare. C'erano anche delle parti improvvisate addirittura, che poi lui trascrisse e quando lo pubblicò c'è la nota che dice questa è la versione che fece Camilleri di Protocolli. Sanguinetti era molto intelligente prima di tutto. Senti Andrea, ci dobbiamo... C'è un racconto Eh, bellissimo, eh, autentico, che è questo. Eh, il postino bussa sempre due volte. mm, È un romanzo di James Cain. mm, Lo volevano fare negli Stati Uniti e la censura di allora lo proibì. La censura è cinematografica, mm. i produttori non ci si misero a produrre un film così. Il primo a farlo sono stati i francesi, il primo a farlo nel dopoguerra sono stati i francesi, Le Dernier Tournant si chiamava. Poi venne Luchino Visconti, lo trasportò nella pianura lì, Padano, Ferrarese, e ne fece Ossessione, un grande film. Finalmente, molti anni dopo, gli americani ne fecero un noir, sai di quelli meravigliosi americani noir Sì, che sembrano su carta patinata, sì. un bianco e nero incredibile, eccetera, eccetera. Ma che poco in realtà rispettava il romanzo. Allora, James Cain non andò a vedere la proiezione, mandò un amico che alla fine tornò a casa di James Cain e gli disse sapessi, Dio mio, come hanno ridotto il tuo romanzo. Cain non rispose, andò alla libreria, prese il suo romanzo, lo guardò e disse ma a me sembra intatto. Allora, giustissima risposta. Non hanno fatto nulla al suo romanzo, il suo romanzo è lì. E là, esatto. E però ti devo dire che zio Luigi una volta si incazzò veramente con Pitojev.
Ti ricordi quando andò ad assistere a quella prova dei 6 personaggi al teatro di Champs-Élysées Sì, e quando lui gli fece scendere i personaggi dal montacarichi, sì, si arrabbiò sì, sì, moltissimo. giustissimo. Cioè giustifico l'incazzatura, la capisco perfettamente. Il problema di Pirandello in quel momento è quello di stravolgere l'architettura teatrale, cioè a dire i personaggi non possono entrare davanti al pubblico Giusto, perché diventa immediatamente teatro giusto. che ancora deve farsi. Devono per forza entrare dalla porta da dove entra il pubblico, sì da costringere lo spettatore che è seduto in una poltrona fissa, con una prospettiva fissa, a girarsi completamente sulla poltrona e andare contro tutta la prospettiva per vedere entrare 6 personaggi. E quindi a guardare verso la vita e non... E certo, Certo, bravo, esatto, non verso la finzione esatto. scenica. Se tu non me lo fai entrare dal montacarichi sul palcoscenico, che senso ha? Proprio non hai, anche se puoi fare la messiscena più bella di questo mondo, non hai capito il senso vero della frase. È come lo stesso far entrare Madama Pace da dove entrano i 6 personaggi. Certo, Madama Pace deve e per forza essere sul palcoscenico, apparire addirittura. apparire sul palcoscenico. È vero. Confondere il linguaggio è questo. Esatto, esatto. Eppure Pitoif non era uno Eppure non era sprovveduto. il primo venuto. Eh. E questo ci porta in qualche modo ad una domanda che ci dobbiamo fare, anche se è retorica, anche se... Ma tu, vabbè, non vai più a teatro come ci andavi una volta, E io no, dico. non vedo quindi purtroppo. Però senti, sai come va, perché ti arrivano Sì. le notizie. Io ritengo che, come dire, oggi ci sia una grandissima ripresa del teatro, anche se lo danno sempre per morto, sempre in crisi, sempre morto. Io ritengo che ci sia una grandissima ripresa perché appunto, ricollegandoci al discorso che facevamo, c'è un'esigenza di immaginare, di sognare, cioè il pubblico ha bisogno di immaginare. Tu invece come la pensi? Dunque, risposta in Battute. due parti. Hai detto nella prima parte, nell'introduzione, che Il teatro, cioè bisogna domandarci dove va il teatro e ritengo che il teatro oggi si stia riprendendo, cioè abbia una vera e propria ripresa. no, Eh, parlavi della crisi del teatro. la crisi del teatro perché lo danno sempre per morto. Allora, D'Amico in un suo libro elenca 36 testi francesi tra l'Ottocento e il primo Novecento che riguardano la crisi del teatro. E se si va indietro, tu trovi sempre che c'è qualcuno che scrive un libro sulla crisi del teatro. Io sono convinto che sia andato smarrito un libro intitolato La crisi del teatro e firmato da un tale Eschilo, perché presumo che lo stato di crisi sia lo stato naturale del teatro. Da quando è nato l'uomo è in crisi. Il teatro rispecchia l'uomo, il teatro è in crisi. Certo. Poi sarà in crisi di sovvenzionamenti, ma lo stato di crisi è lo stato migliore del teatro, lo stato in cui è abituato da secoli. Morirà in crisi quando morirà, se morirà, perché io penso che non morirà mai, perché è nato con l'uomo. Oppure morirà come Faust quando dirà
oh, come sta bene questo teatro, e in quel momento E in quel probabilmente momento tirerà le le cuoia. cuoia. Ecco, questa è la prima parte. La seconda parte. Allora, se il teatro è di parola, e la parola che c'è nel teatro fa sognare, il pubblico sogna. Il pubblico va a teatro, una volta ci andava per divertirsi, ora non ci va più tanto per divertirsi, ma per vedere un altro da sé. Mm, No, naturalmente parlo per divertirsi del teatro dell'Ottocento, il certo, teatro eccetera eccetera, ma anche il teatro per divertirsi quando era fatto da Molière era, beh, da pensarci 4 volte a eh, questo divertimento. Però, diciamo, mi riferisco al fatto che per un certo periodo si è parlato di teatro gestuale, di teatro eccetera eccetera. Io non so, l'ultimo spettacolo che ho visto mi è piaciuto tanto qual era? ed è uno spettacolo fatto dalla Raffaello Sanzio, Ah, sì, cioè era la morte di Empedocle. sì, La morte di Empedocle è un testo di una difficoltà infinita, a parte l'altissimo livello oh, poetico della faccenda. Ma che ha fatto il regista? Lo spettacolo è diviso in 2 tempi. Nel primo gli attori recitano la morte di Empedocle, nel secondo tempo avere qualche cosa di straordinario. Nel palcoscenico, il palcoscenico si riempie come di una neve che cade, ma non è neve, è come se fossero fiocchi di lana. mm, E il suono che dagli altoparlanti comincia ad essere emesso è un suono che ti atterrisce. mm, Mai sentito? E quella è la morte di Empedocle, beh, che arriva direttamente che arriva direttamente, ti prende, ma ti fa veramente paura. Tanto che alla fine ho chiesto, ma che cos'era quel suono? Era un disco della NASA che riproduceva il suono, che non è suono, viene trasformato in suono dalle onde, di un buco nero in azione. oh, ma guarda che cosa, che meraviglia. Allora, questa è una metafora geniale che ti fa sognare, cioè ti trasporta in un altro mondo. Sognare significa andare da vivi in un altro mondo. C'era Giorgio Strehler che credo che fu nell'89, quando presentò una proposta di legge, eh, dovette necessariamente presentare l'articolo della legge che diceva teatri di ricerca. E lui, con ironia, diceva questo, dice, mi hanno detto che devo scrivere così, teatri di ricerca, perché pare che siano dei teatri che vanno finanziati appositamente. Io, disse Strehler, sono 40 anni che pensavo di fare ricerca e non pensavo di essere, come dire, da mettere, da Certo, isolare in un certo, angolino così. certo, Aveva ragione. certo, il teatro è ricerca. Ciao Maria. Quello che dicevi poc'anzi è un... Ciao. Ciao, Ciao! Ciao. chiudi. Ah, sto